Intanto è partita la terza serie femminile assolute. Ricordiamo che al termine di queste 3 serie assolute dei 400 stile libero donne verranno effettuate le 3 relative premiazioni, quella dei 400 stile libero ragazze, quella dei 400 stile libero junior e quella dei 400 stile libero assolute. Camilla Bruna Cerchier aveva virato in 1.06.41 ai 100 metri, ancora avanti ai 150 in 1.41.84. ...200 metri di gara con Camilla Bruna Cerchier, 2.17.31, 2.20.97 per Anna Luciani, Silvia Buosi 2.26.27, questa è la situazione ai 200 metri di gara. Per la seconda serie assolute si preparano Laura Salvalaggio, Veneto Banca Montebelluna in corsia 1, Barbara Pozzobonna, Idros in 2, in corsia 3 Rachele Qualla, Unione Nuoto Friuli, in corsia 4 Maria Airaghi, Nuoto Bellinzona, in 5 Lane 5 Nika Kozamernik, Drusto Zveda Crani, in corsia 6 Chiara Gobbetto, Unione Sportiva Idros. Ai 300 metri 3.28.11 Camilla Cerchier, atleta del Piave Nuoto, continua a condurre. Saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming. The archers split the tree. Camilla Bruna Cerchier al tocco finale dei 400, eccola qua, 4.38.79 per lei il responso cronometrico ufficioso. La vittoria della terza serie assolute femminili. Alle sue spalle c'è Anna Luciani, 4.48.82. Sta per concludere in seconda corsia Silvia Buosi, atleta dei nuotatori trentini, 4.57.10.